Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti nell'oroscopo del giorno. Anche in questo giovedì ci facciamo accompagnare dalle stelle di Radio.0 nel nostro viaggio tra i 12 segni. Allora diamo il via anche a questa giornata, iniziamo come di consueto dall'Ariete. Potrebbero entrare improvvisamente nelle vostre casse delle belle cifre, ma non cullatevi sugli allori perché è possibile che spariscano con la stessa velocità, purtroppo. Con Marte ostile in bilancia, in più fate attenzione oggi alle distrazioni e siate prudenti alla guida e nello sport. Toro, la luna nel segno è quadrata a Saturno, ma congiunta a Urano d'altra parte. Reagite con maestria a una momentanea sensazione di insicurezza. Saturno nemico a tavola vi vuole più sobri ed equilibrati, meno intingoli, meno grassi e un po' meno le cornie, insomma. Gemelli, Mercurio, Marte, Giove e Saturno vi regalano una marcia in più. Dominerete la scena professionale con estro, inventiva, spirito di iniziativa e prontezza di riflessi. Cosa volete di più? Dovrete ringraziare le vostre capacità persuasive se un amico cambierà idea e vi verrà incontro. Cancro, grazie all'aiuto di Nettuno, invece di discutere con la persona amata, seguite il cuore e il vostro intuito e rimanete in attesa che la bufera passi. Con Urano alleato, poi, aspettatevi una piacevole sorpresa che modificherà i vostri progetti immediati. Leone, a causa di Giove che rappresenta la legge avverso, non invischiatevi in questioni legali ed evitate decisamente di firmare contratti poco chiari. Probabili confronti vivaci e qualche battibecco con chi vi è accanto, non temete, passeranno presto. Vergine, Nettuno è in opposizione per voi in questo giovedì, non buttatevi quindi in affari vantaggiosi soltanto in apparenza, siate perspicaci e procedete con realismo. Concretezza e senso pratico, questo ciò che vi ci vuole, la soluzione per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli che incontrerete sul vostro percorso. Bilancia, per merito di Mercurio e Marte che transitano nel vostro cielo, non rinuncerete alla vostra libertà per assecondare l'assurda possessività di qualcuno che vi è caro. Un incontro vi farà sognare ad occhi aperti, emozioni coinvolgenti che vi faranno vivere con maggiore intensità. Scorpione, per colpa di Saturno contrario in Acquario, sul lavoro vi sarà chiesto di fare qualche piccolo sacrificio che all'inizio non accoglierete con molto entusiasmo. Non siate diffidenti con un collega però, le sue preoccupazioni nascono infatti da questioni familiari probabilmente. Sagittario, Mercurio e Marte sorridenti dalla bilancia vi aiuteranno ad affrontare gli intoppi quotidiani e a scongiurare anche possibili e noiosi contrattempi. Allontanate poi dalla vostra vita le situazioni poco chiare che al momento Nettuno dissemina sul vostro cammino. Capricorno, se grazie all'ausilio della luna in Toro riuscirete a non rompere i delicati equilibri lavorativi esistenti, vi guadagnerete il vostro posto al sole. Occhio però perché d'altra parte le scelte effettuate senza rifletterci potrebbero rivelarsi deludenti, non siate quindi impulsivi. Acquario, con la luna in Toro quadrata oggi a Saturno nel segno, alti e bassi dell'umore per voi, per via di sentimenti contrastanti sia vostri che della dolce metà. Potrebbero infatti saltare programmi, progetti e impegni, ma vi accorgerete poi che sarà provvidenziale. E chiudiamo infine con i pesci. Non arrogatevi il diritto di decidere voi al posto di un familiare, dovete dare agli altri lo stesso spazio di autonomia che pretendete per voi stessi. Attrarrete come calamite persone ottimiste e di buon umore e passerete insieme momenti decisamente piacevoli. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo giovedì dalle nostre stelle di ottobre. Appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora per una giornata ricca di novità. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0